La rappresentativa romena è presentata dal nostro amico, lo conosciamo già l'anno scorso, Dragos, e ci presenta il presidente Cristian Poderaș. Sì, quest'anno abbiamo un grande onore, il torneo di Sassari, abbiamo il presidente della Federazione Romena, Poderaș Cristian, e poi anche il sindaco di Bucarest. Come è un grande onore per noi, per il torneo. E volevamo sapere dal Presidente come è il movimento. Sappiamo che nel vostro paese è sempre stato molto fluido il fatto della lotta, quindi come sono i numeri e soprattutto se, visto i prossimi appuntamenti a Mosca, la nazionale si sta preparando per andare a podio. Lui è venuto a posto a questo torneo per fare un collegamento tra Italia e Romania come preparazione per il campionato mondiale. Ieri sera già sono decise tante cose belle quando sono parlate con il presidente, con Pelliconi, già sono risolvate per greco-romane, per Libera, già è diventato fraternità tra Italia e Romania con la lotta. Per i numeri? Per i numeri per quanto riguarda il movimento proprio, i numeri, se c'è qualcosa da aggiungere per quanto riguarda il torneo, il Presidente, glielo vuoi chiedere? Posso parlare in rumeno, sì, no? Certo, sì. Pentru torneul ăsta, pentru viitor și pentru asta, tu ce vezi un torneu care îți place ca și președinte de federație? Sardinia oferă nu numai posibilitatea de a organiza un turneu foarte puternic, așa cum se și vede, și în fiecare an a fost așa, dar și o zonă foarte frumoasă care eu cred că toate țările, echipele vin cu mare plăcere în această zonă. Sardegna, a parte un grande torneo che sta offrendo, offre la zona turistica che tutto il mondo viene per vedere queste belle terre. Sigur, România, așa cum a participat în ultimii ani, va participa și în continuare la acest turneu cu deosebită plăcere și, bineînțeles, cu interes. E sicuramente per futuro prometto che Romania partecipa a questo torneo come partecipa fino adesso, con la rappresentanza, un numero, diciamo, un numero grosso di atleti. Per lo speciale il 15° torneo internazionale Città di Sassari e ringraziamo il Presidente della Federazione Romena Cristian Poderaș. Grazie. Grazie.